L'Italia ha una nuova maggioranza che la guiderà. Suggellato il patto tra Movimento 5 Stelle e PD, vediamo oggi come la stampa nazionale analizza e valuta punti di forza e criticità. Torna Romano Prodi che sulle pagine del Corsera sostiene che il sistema maggioritario è il migliore che si possa avere perché non fotografa il paese ma serve a dare una maggioranza di governo stabile, giustificando così l'ultima operazione che ha visto raggiungere i posti di comando ad una nuova compagine governativa che solo in parte rispecchia il voto dell'elettorato. Ezio Mauro, dalle colonne di Repubblica, lancia un'attenta riflessione. Nulla da eccepire, dice, se la piattaforma Rousseau fosse stata attivata prima che Di Maio incontrasse il presidente Mattarella, ma il sistema entra in campo a cose fatte, degradando la potestà decisionale degli iscritti, con un voto postumo che secondo Mauro è di un popolo gregario e truccato da protagonista. Il Corriere della Sera dedica ampio spazio al tema dell'immigrazione e sostiene che il nuovo governo dovrà essere assai prudente sul tema dei confini, spingendosi a dire addirittura che l'Italia attira un pool di immigrati tra i meno istruiti e poveri e sottolineando che dobbiamo imparare ad attrarre persone con un livello di istruzione più elevato. La Meloni sulla stampa tuona, vogliono Prodi al colle per svenderci all'Europa ed un piccato ma apparentemente sereno Salvini parla di sete di poltrone dei grillini e si dichiara fiducioso alle prossime elezioni di un ritorno alla guida del paese. Zingaretti si impone, tutti i nomi nuovi, tranne Franceschini, la sua Pax, scrive Repubblica, regge anche se Renzi sembra un po' inquieto. Il Messaggero critica fortemente i 26 punti della bozza programmatica e parla di editazione solenne e caotico sincretismo nel quale ognuno può leggere ciò che vuole. E in effetti il punto 16 che tocca le corde del Sud ci appare abbastanza smilzo e privo di riferimenti certi quando afferma che va lanciato un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud. La partita dei ministri è aperta, attendiamo buone nuove.